Questa era la chiesa di Sant'Agostino. Si trovava a Padova in Riviera Paleocapa. Era una grande chiesa del 200 annessa al convento dei Domenicani, tra i più importanti luoghi di culto della città. Viene descritta da Pietro Selvatico come senza dubbio il più bello edificio del Medioevo che avesse Padova dopo la Basilica di Sant'Antonio, seria e robusta come le chiese maggiori dei Domenicani come San Nicolò a Treviso. Costruita tra il 1226 e il 1275 su progetto dell'architetto Leonardo Murario detto Roccalica, finanziata da Niccolò Boccassio, vescovo di Padova e futuro papa col nome di Benedetto XI, viene poi ultimata dall'architetto Fra Benevento da Bologna. La chiesa e il convento erano decorati da molti affreschi del Guarniento, di cui rimane solamente un frammento raffigurante degli angeli. I da Carrara, signori di Padova dal 1318 al 1405, la scelgono per seppellirci alcuni membri importanti della famiglia, tra cui Jacopo II, Umbertino III e Jacopo V. Tombe spostate poi nella chiesa degli Eremitani, dopo la distruzione della chiesa. Qui era sepolto anche Pietro d'Abano e nella cappella di Santo Stefano si trovavano le sepolture di molti membri della famiglia Buzzaccarini, potentissima durante la signoria carrarese, come Francesco Buzzaccarini e suo padre Arcoano, che era il cognato di Francesco I da Carrara. La chiesa si salva da ogni ribellione, guerra e saccheggio che la città subisce nei secoli, fino a che, con la legge napoleonica del 1810, viene soppresso il convento e la chiesa adibita a magazzino militare. Sotto il governo austriaco nel 1819 venne rasa al suolo e il materiale edilizio riutilizzato per la costruzione di un ospedale militare, che diventa poi una caserma rinominata dopo la Seconda Guerra Mondiale Caserma Piave. In futuro sarà un campus universitario. Alcuni quadri della chiesa vengono trasportati a Vienna nel 1833, venendo poi restituiti nel 1919 dopo la vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale. Oggi si trovano ai Musei Civici Eremitani. Si dice che le colonne interne della chiesa demolita sono state usate per il colonnato del nuovo macello comunale, opera neoclassica di Giuseppe Iappelli, ora sede del liceo artistico Selvatico.